Roma per questioni di calcio è il dramma del bar di Cavarzere, giallo sulla dinamica della lite che ha portato alla morte un 79enne, 58enne interrogato dai carabinieri. Tragica immersione nel lago di Garda per un 55enne professore di un istituto tecnico padovano, appassionato di sub. Dramma a Monastier, monossido dalla caldaia un 36enne, la moglie incinta e il figlio piccolo intossicati, provvidenziale un sms mandato ai suoceri che accorrono e lanciano l'allarme. Finisce a terra per evitare una macchina, il talento veneziano del ciclismo Paolo Simioni in ospedale con un trauma cranico, l'incidente nel Trevigiano. 4 giorni in cella di sicurezza in aeroporto in Turchia con l'accusa di possesso di droga, ma era solo borocalco, incredibile disavventura per un vicentino risarcito dopo la detenzione. La suggestione dei cori della montagna per la prima volta sul palco della Fenice, emozione per il concerto di sabato in favore delle popolazioni colpite. Il Presidente del Senato Casellati dice il Veneto si rialza con dignità. In un'epoca di grandi conflitti a Cendon di Siria nasce il condominio solidale, inquilini che si aiutano nelle faccende quotidiane, spendono tempo per i vicini e condividono anche gli addobbi natalizi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati e buon inizio di settimana. La prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano la cronaca delle indagini dei carabinieri di Chioggia per far luce esattamente, per accertare tutto quello che è accaduto nel bar di Cavarzere dove ha perso la vita un 79enne in seguito a una violenta lite, un violento alterco pare legato a questioni di calcio. Allora, ci racconta gli ultimi sviluppi in diretta da Cavarzere la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno. Sarà l'autopsia fissata per domani a stabilire le cause del decesso di Armando Forza, 79 anni, di Cavarzere. L'uomo è morto sabato sera mentre era al telefono con un operatore del 112 che aveva chiamato per denunciare l'aggressione di cui era rimasto vittima pochi minuti prima in un bar di via Peschiera. Ma non ha fatto in tempo a concludere il suo racconto perché il cuore ha smesso di battere. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, Armando Forza sarebbe stato aggredito da un conoscente, un 58enne del posto, in seguito a una lite per futili motivi. L'aggressore incensurato, conosciuto in paese come un buon tempone, al momento è stato denunciato in stato di libertà pur se l'esame esterno del cadavere non presenta lesioni o ecchimosi tali da far pensare che l'anziano sia stato picchiato a morte, anzi. I testimoni che hanno assistito alla scena avrebbero riferito di aver chiesto all'anziano se necessitava dell'intervento dell'ambulanza, ma che il 79enne, che pareva essersi ripreso, avrebbe rifiutato, preferendo chiamare i carabinieri per denunciare il suo aggressore. Ciò non toglie, spiega il comandante della compagnia dei carabinieri di Chioggia, che lo scenario possa cambiare all'esito dell'autopsia che dirà se l'anziano sia morto in conseguenza dell'aggressione o perché stroncato da un infarto. Il magistrato di turno conferirà l'incarico oggi e l'esame potrebbe essere eseguito già domani. Per il momento è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Un'altra tragedia è quella invece occorsa nel Veronese, nella zona del Garda, con la fine tragica di un professore di un istituto tecnico padovano che aveva la passione delle immersioni. Ha perso la vita, forse a causa di un malore, durante un'immersione nel lago di Garda. L'allarme è stato lanciato dopo che l'uomo, un 55enne originario del Vicentino ma residente a Selvazzano e docente in un istituto tecnico di Padova, è stato visto immobile sul pelo dell'acqua. Immediati i soccorsi del 118 intervenuti sul posto con l'autoambulanza e l'elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione praticati dal personale sanitario sul corpo, che era stato portato a riva con un gommone, si sono purtroppo rivelati vani. Una tragedia sfiorata invece a Monastier, siamo nel Trevigiano, un'intera famiglia intossicata dal monossido, a quanto pare per un difetto nella caldaia. A salvare la famiglia sono stati i suoceri grazie a un provvidenziale sms. Salvati in extremis dall'intervento provvidenziale dei suoceri. Se non fossero tornati indietro in fretta e furia da una gita in camper in Alto Adige per andare a vedere come stavano il figlio 36enne, la moglie incinta di 5 mesi e il nipotino, a Monastiera oggi si racconterebbe una tragedia. Caldaia difettosa e quel monossido che stava per sterminare un'intera famiglia.
Il dramma si è consumato ieri. Fondamentale l'SMS inviato dalla nuora alla mamma di prima mattina. Non stiamo tanto bene. Marito e moglie si stavano accorgendo di essere stranamente intontiti, stavano perdendo conoscenza. Una telefonata ha confermato i sospetti. I suoceri hanno avuto un sesto senso, via di corsa per rientrare a vedere cosa stava accadendo. E hanno trovato la famiglia a terra. Aperte porte e finestre, hanno chiamato l'ambulanza. Sul posto, oltre al SUEM, anche i vigili del fuoco. Il 36enne è stato trasportato in gravi condizioni al Cafoncello di Treviso e trasferito in elicottero d'urgenza alla camera iperbarica di Mestre. Anche la moglie incinta e il figlio di 5 anni sono stati trasportati d'urgenza alla camera iperbarica in condizioni però meno gravi. Ora tutta la famiglia è fortunatamente fuori pericolo e ricoverata all'ospedale di Treviso. Si presume che la fuga di gas possa essere iniziata all'alba di ieri, dalla caldaia. E lungo le strade della Marca ha rischiato grosso un talento del ciclismo veneziano, il ciclista di Martellago Paolo Simion, finito a terra a quanto pare per evitare un'auto. Trauma cranico ma nessuna frattura, tanta paura, conseguenze per fortuna limitate per il ciclista veneziano Paolo Simion, coinvolto ieri in un incidente a Trevignano. Il corridore in forze alla Bardinai CSF era all'altezza di una rotonda lungo via Roma in centro al paese quando è finito a terra battendo la testa. In sella alla sua bici avrebbe perso l'equilibrio urtando un cordolo per evitare l'impatto con un'auto, questo almeno secondo quanto riferito da alcuni testimoni. Il ciclista, che sbattendo la testa a terra ha perso conoscenza, è stato subito soccorso anche dallo stesso conducente della macchina e trasportato in ospedale a Treviso, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico. Nel frattempo il 26enne di Martellago ha ripreso i sensi e ha risposto coerentemente alle domande dei sanitari. Al pronto soccorso gli esami eseguiti hanno escluso lesioni significative, ma i medici hanno comunque deciso di trattenerlo in osservazione per alcune ore. Una vicenda incredibile che viene dal Vicentino e che riguarda un 46enne che è rimasto per quasi 4 giorni in una cella di sicurezza dell'aeroporto di Ankara con il sospetto che fosse un trafficante internazionale di droga. Poi altri 4 giorni in città, ma con i documenti ritirati. Alla fine è emerso che quel sacchetto che aveva con sé non era cocaina, ma una sorta di borotalco indiano che aveva acquistato durante un viaggio e che portava con sé per usarlo come protezione per la pelle. Incredibile davvero questa disavventura. Il 46enne ha ottenuto di recente un risarcimento dallo Stato turco di circa 4.000 euro appunto per questo errore davvero assurdo. A Chioggia ora per parlare di ambiente e per parlare dei lavori di bonifica dell'immensa discarica abusiva all'interno del porto di Chioggia, perché questi lavori attesi da 30 anni sono finalmente in partenza. Cominceranno all'inizio del 2019 e dureranno circa 1 anno e mezzo i lavori per il gigantesco intervento di riqualificazione che vedrà trasformati 6 ettari di terreni all'interno del porto di Chioggia da discarica abusiva ad area produttiva. La bonifica sarà eseguita da un'associazione di imprese che vede la partecipazione del gruppo AERA con un finanziamento di 35 milioni erogato da Ministero dell'Ambiente e Regione Veneto. È un intervento straordinario, meraviglioso, che consente anche di ridurre l'infrazione nei nostri confronti da parte della Comunità Europea. È un lavoro di squadra che ha riguardato più enti ed è la dimostrazione che quando l'obiettivo è l'economia e l'ambiente non ci sono barriere politiche che tengano. Circa 200.000 metri quadri di piazzali portuali saranno resi operativi e ulteriori 1.500 metri di banchine portuali con fondali profondi 11 metri verranno realizzati grazie al riutilizzo dell'80% dei materiali inerti recuperati dalla discarica. Se io dagli stessi rifiuti posso in parte riutilizzarli, riesco ovviamente uno a riutilizzarli, ma l'altra questione che riesco a fare è quella che ho anche meno costi, questa è un'area di 6 ettari enorme, è una delle bonifiche più importanti, per cui devo dire che questo è l'altro grande contenuto di questo progetto. Allora parliamo della montagna ferita dal maltempo, del Veneto ferito dal maltempo, riecheggiano ancora le note storiche, la voce storica del coro della montagna che appunto ha risuonato per la prima volta sul palco della Fenice nel giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, per solidarietà. Musica per le
nostre montagne, tutto esaurito al Teatro La Fenice, al concerto per raccogliere fondi da destinare alla montagna veneta in ginocchio dopo la devastante ondata di maltempo di fine ottobre e inizio novembre. Presente anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Qui c'è il cuore pulsante di un Veneto molto generoso e questa che ha risposto immediatamente con tempestività all'appello di chi è stato drammaticamente colpito, e si fa qui in una città, Venezia, che è una città simbolo della cultura, e si fa in un teatro, La Fenice, che è simbolo della rinascita. Ed il fatto che i veneti abbiano reagito e si stiano rialzando con dignità da questa tragedia, ha continuato la Presidente del Senato, non può essere mai un alibi per lo Stato. Occorre soccorrere il Veneto con i fatti. Come istituzione io lo sto facendo, nel senso che ho già destinato un contributo come Presidente del Senato per questa emergenza, e allora inviterei tutte le istituzioni a mettersi al fianco di un Veneto forte, tenace, che sta dimostrando molto, che stasera c'è tutto, c'è qui, perché è una questione che riguarda le istituzioni sì, ma riguarda l'Italia intera. Un minuto di silenzio chiesto dal sindaco di Venezia Brugnaro sul palco, assieme ad una rappresentanza dei primi cittadini del Bellunese. A nome di tutti il sindaco di Auronzo, Tatiana Pais Becerra, ha espresso la gratitudine delle comunità dolomitiche. Grande solidarietà alla montagna veneta e non solo da Venezia, visto che al Bellunese è arrivato anche il messaggio di vicinanza di The Hedge, mitico chitarrista degli U2. Insieme possiamo diffondere consapevolezza sugli effetti dei cambiamenti climatici, ha scritto il musicista in una lettera al sindaco. E nelle stesse ore a Padova si celebrava la Madonna dei Noli, antica tradizione proprio della città. Le sirene dei mezzi di soccorso salutano la statua della Madonna in piazza Garibaldi, quella piazza che un tempo era chiamata Piazza della Paglia o dei Noli, perché qui vi stazionavano le carrozze dei vetturini o nolesini, così chiamati perché svolgevano un servizio a nolo, una celebrazione molto sentita dalla comunità padovana. Da sempre questa giornata è un momento per ritrovarci assieme e vivere un momento di unità di tutta la nostra comunità. C'è bisogno da parte di tutti di un maggior senso civico, di una maggiore attenzione al bene comune, nelle piccole cose come nelle grandi cose. Il bello di questa giornata dell'8 dicembre, di questa festa dedicata alla Madonna dei Noli, è che oggi percepiamo qui un senso di comunità. Dall'alto la statua della Madonna, omaggiata di fiori, protegge la città. A lei si è rivolto il Vescovo nel suo messaggio ai padovani in vista del Natale. Un messaggio alle famiglie in crisi, ma soprattutto ai giovani. Hanno davanti a sé sfide immense. La parabola del benessere potrebbe essere esaurita. Rischiano di dover pagare i debiti, non solo economici, che abbiamo contratto in questi decenni. Spetta a noi, generazioni adulte, offrire loro grandi parole che diano senso alla loro vita. La Madonna dei Noli, un momento di riflessione ma anche di festa che inaugura le celebrazioni del Natale. E come sappiamo la città di Padova vive in questi giorni anche due situazioni di crisi occupazionale importanti, la Rinascente dall'altra e poi il Messaggero di Sant'Antonio, e allora proprio a margine della cerimonia della Madonna dei Noli le istituzioni hanno incontrato i lavoratori portando la loro solidarietà. Queste cose qui dispiacciono sempre comunque a tutti, cioè, quando sono indietro con le spalle famiglie, storie, vicende, quindi indubbiamente gli siamo vicini. Se qualcosa possiamo fare anche da qualsiasi punto di vista noi siamo disponibili.
Le crisi aziendali che stanno colpendo la città di Padova hanno segnato le celebrazioni della Madonna dei Noli in piazza Garibaldi. Il vescovo Claudio Cipolla ha incontrato infatti i rappresentanti dei giornalisti del Messaggero di Sant'Antonio, in sciopero ad oltranza da giovedì contro gli annunciati licenziamenti. Le nostre tristezze, i nostri drammi, e ci siamo dentro anche noi. Io difatti ho incontrato appena adesso alcuni di questi giornalisti per dire la mia vicinanza, innanzitutto umana. Nel senso che siamo vicini in questi drammi e se qualcosa possiamo fare noi siamo senz'altro disponibili. Quando dietro a queste vicende ci sono famiglie, ci sono storie, è inevitabile che noi vediamo e verifichiamo un dolore che non sappiamo spesso come affrontare, però dobbiamo metterci tutti insieme per poterlo affrontare. Il sindaco e il vescovo hanno anche incontrato i lavoratori e le lavoratrici della Rinascente, altra vertenza aperta in città. Una crisi che potrebbe lasciare a casa 39 dipendenti, pronti anche a scioperare nei fine settimana natalizi. A loro è arrivata la solidarietà delle istituzioni. Cercherò di trovare delle soluzioni, non so quali siano. Mi preoccupa sia il personale, mi preoccupa avere un buco nero in centro di un posto strategico. Mi impegno a trovare una soluzione, però non voglio promettere, non faccio il politico di turno che promette. Io mi impegno a cercare le soluzioni. È un po' di sconquasso a cui le istituzioni unite devono dare una risposta. Se oggi siamo qui nel presidio delle lavoratrici e dei lavoratori è perché vogliamo essere uniti per tentare di trovare una soluzione. Abbiamo visto, parlando degli interventi per la montagna, e quante volte i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche nei giorni drammatici, nei primissimi giorni ma anche nei giorni successivi. C'erano anche, lo sappiamo, i Vigili del Fuoco di Treviso che stanno per salutare il loro comandante che dopo 5 anni lascerà il comando di Treviso. Che fa, comandante, ci lascia? Sì, è arrivato il momento, mi dispiace tantissimo, questa è una splendida provincia, però è arrivato questo momento. 5 anni alla guida del comando dei Vigili del Fuoco e ora il tempo dei saluti. Una promozione, tempo un paio di mesi dovrà lasciare la guida delle sue squadre, destinazione per ora top secret. È emozionato Nicola Micele e non potrebbe essere altrimenti. Ripensare a un lustro di attività e di impegni in ogni fronte mette certo i brividi. Ingegnere, classe 1967, arrivò nel gennaio del 2014 per sostituire Agattino Carrolo. Treviso la conosceva bene, avendovi lavorato tra il 1995 e il 2009 come funzionario tecnico, una provincia decisamente impegnativa. Il comando di Treviso, il comando dei Vigili del Fuoco di Treviso è un comando anche riconosciuto nell'ambito del Corpo Nazionale, conosciuto nell'ambito del Corpo Nazionale per le competenze che ha sviluppato in questi anni. Dall'attività più ordinaria agli interventi difficili e pericolosi, l'impegno è stato uguale, dentro e fuori la Marca. Solo nell'ultimo anno, come ha ricordato nel giorno di Santa Barbara, la tragedia del ponte Morandi a Genova, l'esplosione dell'autocisterna a Bologna, il dramma della montagna devastata e dell'Aggolena allagata. Ma anche, scorrendo il nastro del tempo, il terremoto nel triangolo Marche-Abruzzo-Lazio nel 2016, la tromba d'aria di Conegliano sempre nel 2016, l'incendio alla Chiarie Forti di Silea nel 2015, i tanti roghi spenti nelle abitazioni o nelle aziende in tutto il territorio. Raccolgo il frutto di un lavoro svolto insieme a tanti colleghi, a tutti questi colleghi del comando, però insomma ecco, diciamo, è un momento che doveva arrivare. Troppo presto, dice, per fare bilanci, ma una sensazione concreta c'è. Mi porterò il cuore innanzitutto di questi ragazzi, la voglia di fare di questi ragazzi, di questi colleghi dei Vigili del Fuoco, di questo comando, da cui ho imparato tantissimo. Chi vive in condominio lo sa, la vita di condominio non è certo facile il più delle volte, ma a Silea nel Trevigiano c'è un condominio davvero speciale. Lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale per andare a Silea, meglio a Cendon, frazione di Silea nella Marca trevigiana, per parlare del condominio solidale. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case
dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei, Presidente, questa volta. Sì. Allora, dichiara aperta la seduta! Di notte! Se l'idea dell'assemblea condominiale nell'immaginario comune si avvicina a questa, ci sono delle sorprendenti eccezioni. A Cendon di Silea, in via degli Alpini, le 20 famiglie residenti nel condominio Le Palazzine hanno deciso di aiutarsi l'un l'altra con una bella iniziativa di solidarietà condominiale. Questa idea nasce appunto vedendo tanti gruppi di volontariato che fanno volontariato appunto fuori casa, oppure queste banche del tempo, e abbiamo pensato di fare un'idea nostra che non fosse quella di andare fuori casa, ma di farlo proprio nel condominio. Nessuno chiede, ma ciascuno si mette a disposizione degli altri e lo scrive in bacheca, così Angela, che è infermiera, potrà fare l'iniezione a chi ne ha bisogno, Nora tiene in ordine le scale, un altro inquilino va a fare la spesa se qualcuno è malato, un altro ancora ritira per tutti i bidoni dell'immondizia. C'è poi chi fa piccole riparazioni, chi assistenza al computer, chi aiuta i bimbi a fare i compiti, o i ragazzi insegnano i meno giovani ad usare lo smartphone. Insomma, ognuno fa qualcosa per gli altri senza pretendere nulla. Il nostro tentativo è quello in realtà di non chiedere assolutamente nulla, la gratuità, quindi il dare, il fare volontariato, ma neanche il buon vicinato, l'essere vicino agli altri e esserci nel momento in cui serve. E con l'arrivo delle feste anche i più piccini sono stati coinvolti. Abbiamo messo il presepe, l'albero e le decorazioni lungo la scala, anche nel garage. Sempre in armonia e sempre anche col sorriso, dopo diciamo. Non abbiamo mai avuto discussioni, infatti siamo 20 condomini e tutti quanti ci dicono ma andate tutti d'accordo, perché ci sono realtà che sono in 4 e non vanno d'accordo. Già, perché quello che stupisce è che queste famiglie, in un'era di continui conflitti, siano riuscite a trovare l'armonia. Non è che rappresentiamo la santità, detta così, perché comunque le nostre sane baruffe le facciamo, quando è ora di dirci le cose le diciamo, però il tentativo è andare un po' oltre questo, nel senso che ci si guarda in faccia e ci si aiuta. Questa è un po' la scommessa. Siamo grandi. Complimenti ai condomini di Silea. Il nostro viaggio tra i presepi ci porta a Breda di Piave per la natività realizzata da Claudio Baldo, dedicata alla montagna ferita dal maltempo. So this is Christmas. What have you done? Ho pensato alla tragedia successa a fine ottobre nel Bellunese e quindi ho pensato che, malgrado tutto, la vita rinasce. And so this is Christmas. I hope you have fun. Ho rappresentato le strutture degli alberi spezzati con nel fondo le montagne del Bellunese, le Trecine del Lavaredo, la Marmolada. La capanna non l'ho fatta perché è proprio la struttura, la natura che crea il tetto per questa nuova vita che rinasce. So this is Christmas. For weak and for strong. The rich and the poor ones. Questo presepe è visibile nella mostra dei presepi a Treviso, nella chiesa Santa Maria Maggiore, e buone feste a tutti. Come sempre i riferimenti per segnalarci le vostre natività: 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, redazione @antena3.it per scriverci appunto un messaggio, 351 175 5340 per video e foto, il tuo presepe. Solo per ricordarvi, in chiusura, ore 13, fra pochissimo in diretta, a 20:10 questa sera avremo Germano Zanini, comitato SITAB, quindi parleremo di grandi opere e infrastrutture, e poi alle 21:15 torna Ring, il talk show della politica del lunedì, e in compagnia di Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto, Graziano Azzalin del Partito Democratico, Gian Antonio Darè della Lega e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.
Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Inizio di settimana con il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori, ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori orientali. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi. Valori massimi compresi invece tra 7 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Non cambia di molto la situazione, anche sulla nostra regione il tempo si manterrà buono e anche ampiamente soleggiato, con il cielo che sarà poco nuvoloso, salvo per qualche addensamento sulle aree costiere, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 2 e 5 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una splendida giornata caratterizzata da un tempo asciutto e stabile ovunque. Sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno praticamente ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra 1 e 2 gradi. Le massime invece si attesteranno intorno ai 9 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.